Oyas, un piccolo comune di 200 abitanti a 20 chilometri da Aosta. Sembra solo un paesino di passaggio, con prati impervi e casette arroccate. Ma per chi ama scovare degli angoli nascosti, io consiglio vivamente di venire a cercare qui, a Oyas, di esplorare. Per esempio lassù. Ecco, lassù, guardate, vedete quella torre? La Tornalla. E dietro quella torre non avete idea degli spazi e dell'atmosfera che vi si respira. E a pochi passi, se volete provare un brivido, c'è l'orrido del Ponte della Betenda. È un posto unico, certo, sconsigliato a chi soffre di vertigini. A Oyas, in tutte le stagioni. Se ci si ferma ad ascoltare ad occhi chiusi, sembra di tornare indietro nel tempo. Si sente solo il rumore del Boutier che scorre e il vento tra gli alberi. No, a Oyas non c'è bisogno di fare grandi sforzi per immergersi in pieno medioevo e immaginare un castello con un nobile signore, sì, che però di nobile ha solo il titolo. Mentre sua figlia è graziosa, è tanto graziosa quanto lui è sgradevole, gretto. È inutile dire che il signorotto avanza anche pretese sugli abitanti e la gentile fanciulla cerca di porvi rimedio. Aspettate però, io credo che la maestra di Oyas potrà raccontarvi meglio questa storia. Anzi, ancora di più i suoi alunni. Ma certo, attraverso gli occhi sognanti dei bambini si diventa un po' protagonisti di leggende passate. È la forza di questi posti poco frequentati che ci permettono ancora di fantasticare nel silenzio dei boschi e dei pascoli alpini. Ma dove nu? Tata moddo? Siamo sitta anche la Tornalla. Le trogensi lì. Ah, le le franze un post e de lì se vei case tutta la valaia. E te luende tot, te sembra de itra en zaisi. Me cancille, fremo le sue e penso di itra un soldat. Me penso di itra una princesse. La Catalande Oyas, papa la dame che restassi lì. Alla Tornalla. Ouais, Noemi la fran raison. Aia non veria renche la tornalla, mincu na ie un gruzzati. E pesizzati restave lo seigneur de Oyas e la feuille. Come lì. Ah, lieu bien zenta. Là, il y a le pays long et le jour plein de lumige, lieu douce, lieu graciosa et surtout la mai restia où le dit. Marlène, ma c'est che te file? Qu'est-ce que je m'en fais d'un héritage si je ne peux rien donner en partage? Je cherche un brin de tendresse, je ne veux point de richesse. Ce château n'est pas une douce maison, ces murs sont pour moi une prison. Je veux porter le pain au village, je veux donner un peu de courage, je veux respirer un air de douceur, éloigner de moi toute noirceur. Je suis seule, l'amitié est un mirage,
L'or et l'argent sont un barrage. Mon père croit dans la noblesse. Il pense que je suis une princesse. Moi je veux un nouvel horizon. Offrez-moi pas au-delà du cloison. Je veux porter le pain au village. Je veux donner un peu de courage. Je veux respirer un air de douceur. Éloigner de moi toute noirceur. Je veux porter le pain au village. Je veux donner un peu de courage. Je veux respirer un air de douceur. Éloigner de moi toute noirceur. Je veux porter le pain au village. Je veux donner un peu de courage. Je veux respirer un air de douceur. Éloigner de moi toute noirceur. Marlene. Marlène pensa alla princesse, che fiava panzenta via. Lieu gentilla e sorrienta vuicette. I contreo lo pappa, li tozzò grönzo, a crapì, l'amava pas le zi e pensava renchi su. Le famiglie d'as arrivava un papa gli le zumpu che lo signor dimandava. La figlia, a cazzon, zerzava dei le zi, mi lo papa la chiuttà pas. Et du coup la fremae fin que de deux. La princesse li fran speciala e ce le coup arriva a bescibai velazzo per purti lo pan i puozi. Che coraggio che l'hai la princessa. Ouais, la princesse la est bien de coraggio et surtout des fais attention perché lo papa la vegliava. E tu? Dove credi di andare? Non dirmi che sei stata al villaggio a portare il pane a quei 4 straccioni. Non. Je vais à l'église. All'eglise. Ma ci sei stata ieri e anche l'altro ieri. Guarda, che se ti scopro a portare il pane a quegli straccioni del villaggio, io ti chiudo un'altra volta nel castello e questa volta butto la chiave nel buttier. Ricordatelo. Mais non, mon père. J'ai oublié mon chapelet. Si oublia. Hai sempre la testa fra le nuvole. Che cos'hai là dietro? Fa vedere. Non ci sarà mica del cibo, del pane, qualcosa da bere. Non. Fammi vedere subito. Mais non, c'est juste des fleurs que je veux apporter à l'hôtel. Des fleurs. Regardez. Hein? Les belles fleurs. Voilà. Je vais vous décorer le chapeau. Oh. Voilà. Bon, à plus tard alors. A plus tard. À tout à l'heure. Ma guardate. Munge, mais sicur la princesse rescue. Le seigneur d'As sare sciur e malechat. Ma le pas que la fremme per la tornalla e tappa le club d'abon. Lei bette gica per capire la foglia. La è jamais viondu per lo velazzo. Mica la cap.
Et le deux ensemble, pappa e figlie decidono, partaggiono lo pan a cui le zi di velaggio. Le détestes? Ah, ben, bravo, ciao.